Amici bellini, tantissime notizie di cui parlare, partendo ovviamente da questa operazione di marketing con Golier. Si dice Golier, io poi non so nemmeno come ma mi dà l'occasione di parlarne, il recap della Serie A, una serie di cose, e c'ho pure una mezza ideuccia che adesso condivido con voi. Cominciamo! Allora, nel dare il benvenuto ad Antonio Azzeni e a tutti i nuovi iscritti che hanno il piacere di seguirmi, vi ringrazio, vi state moltiplicando come i gremlins a mezzanotte quando mangiano il pollo fritto, una cosa mi ricordo, voi nei commenti mi potete dire meglio, e lasciare un like per le cose belle, perché questa è una cosa bella. Cominciamo a dire che qualsiasi operazione di marketing che possa aiutare a far girare il brand, specialmente nei più giovani, è sicuramente una cosa positiva, e ne parleremo nello specifico, anche perché poi il design può piacere o meno, ma lì ne parliamo con chi di dovere e sapete che abbiamo contatti diretti. Andiamo a vedere un attimo velocissimamente quello che è successo con un'analisi tattica. Ci spostiamo da questa parte e con la partita di ieri della Roma si chiude la giornata. Roma che onestamente fa impressione. Ovviamente il recap è presto fatto, è caduta la Fiorentina, molto importante per noi, mentre 0-0 0-0 tra Udinese, Monza, Empoli, Genoa. Il Milan vince e diciamo che ci interessa poco, anche se dobbiamo cominciare a parlare del Milan, come gioca, come possiamo affrontarli, dobbiamo essere timorosi come con la Lazio, dobbiamo avere un po' più di sfrontatezza, però senza rischiare, ne parleremo in settimana. Il Bologna vince 4-2, si impone sul Sassuolo, Torino Salernitana anche 0-0, quindi le squadre un po' più piccole fanno difficoltà. Il Verona abbiamo visto, insomma, con Napoli qualche problema ce l'ha dato, l'Atalanta si impone sulla Lazio, l'Inter ha annichilito praticamente la Juventus di cortomuso, e la Roma 4-0 col Cagliari, giocando un calcio divertente. E questa è la cosa secondo me un pochino più pericolosa, perché c'è un'immagine che è quella che mi ha colpito di più della partita: quando Dybala segna il 3-0 sul rigore, corre, invece di esultare, di fare un giro di campo, corre a prendere la palla e la va a mettere a centrocampo. Vi ricorderete, lo fece Osimhen l'anno scorso, fu il pareggio, se non sbaglio, con l'Atalanta, cioè invece di controllare, di vedere così, no, facciamo il pareggio con l'Atalanta, adesso la ribaltiamo pure, quindi la voglia di vincere, la sicurezza nei propri mezzi. Il gesto di Dybala mi dà l'impressione di una squadra che si sta divertendo, che sta giocando a pallone divertendosi, che ha abbandonato quell'idea di calcio di Mourinho e adesso giocano a due tocchi e si divertono, i nuovi si insegnano anche Ligno, vabbè. Insomma, è una squadra che per la corsa al quarto posto fa onestamente paura e dobbiamo seguirla. Potrebbe essere una di quelle situazioni tipo Napoli quando si affidò a Gattuso, quindi la Roma potrebbe decidere di confermare De Rossi, non è solo un traghettatore, se funziona. E quindi è una situazione da monitorare anche in ottica prossimo allenatore, che è una cosa che ci interessa moltissimo. Per completezza, perché lo facevamo sempre questa cosa degli XG, senza andarli ad analizzare tutti, male la Salernitana, il minimo XG 0,8 la Salernitana, fa impressione il semplice 0,89 del Bologna, che però fa 4 gol, quindi molto cinici, e di tutte queste ovviamente il max XG è proprio della Roma con 4,31, quindi creano tanto, si divertono, non subiscono, insomma è da tener d'occhio. Ma volevo parlare di questa operazione di marketing che fa il Napoli. Avevamo visto, insomma, Golier con la tuta del Napoli ieri, e quindi era già un teaser, diciamo, di quella che era l'operazione, la collaborazione. Piace questo tipo di accostamento. Golier napoletano che va a cantare in napoletano. Ci sono state anche un po' di polemiche, qualcuno me l'ha chiesto in privato, io ne posso parlare così, perché il testo aveva creato un po' di polemiche. Ip me tup te, scritto così, spacca Napoli. La polemica di Sanremo, il testo della canzone divide i napoletani. Io mi schiero tra quelli che con molta tristezza devo accettare che la lingua napoletana sta scomparendo, la
lingua scritta napoletana sta scomparendo, è una lingua che ha delle regole, si scrive in un modo, si legge in un altro. Vedete qui Maurizio De Giovanni dice: la lingua napoletana non meritava questo strazio, bastava chiamare qualcuno e farsi aiutare con un po' di umiltà. Gennaro De Crescenzo, presidente del movimento neoborbonico, ha invitato Golir alla sua casa discografica milanese a seguire uno dei corsi di lingua napoletana che organizza con l'associazione I Lazzari, e gli ha anche corretto il testo della canzone, diventata io per me, tu per te. Si dice, si pronuncia uguale, ma si dovrebbe scrivere così: noi siamo due stelle che stanno Karen. Anche cadendo, no? Caden diventa nell'evoluzione Karen, poi a seconda di dove cresce la lingua napoletana, te stai vestendo pure sapendo che ti ha spugliato. È bello, c'ha un suono bellissimo il napoletano, è scritto così, per me non è neanche difficile da leggere, però con i social e le nuove leve, insomma tutti i giovani lo scrivono così come lo leggono e si è un pochino perso, quindi è un peccato, dispiace. Però richiederebbe tutta una serie di impegni, di cultura, di studio. È una lingua, quindi per padroneggiare una lingua scritta e orale devi studiare, e non credo che tutti abbiano voglia di studiare. Poi andiamo in una questione puramente estetica. Questa maglia che trovate sul web store del Napoli a 39 euro se non sbaglio, maglia di cotone, mi piace tantissimo questa cosa. Quello che mi piace di meno, ma qui entriamo in un discorso di gusti personali, bella la semplicità. Logo, scudetto, ancora possiamo sfruttarlo per qualche tempo, va bene. Scritta SSCN invece di EA7 si dilegua, si defila perché non ne fa parte. Però il Napoli in autoproduzione ovviamente può fare quello che vuole. Prima cosa che mi viene da segnalare, che SSCN, il font che alcuni amici abbonati ricordava già quello della K, è diverso dal font che troviamo dietro al collo delle magliette del Napoli, e troviamo anche nella replica della replica che il Napoli ha messo in produzione, che dà a piccoli negozi, a bancarelle e cose del genere. Quindi anche lì non c'è una continuità. Almeno nello stesso anno tu dovresti, penso sia una regola non scritta della grafica e del marketing, devi mantenere una continuità visiva nei loghi. Ma al di là di questo, la scritta Golir real, io lo leggo real, ma real per sempre, cioè nel senso vero con te stesso, sono reale, va bene tutto, però questa scritta sembra fatta col Paint, sai, quando tu col mouse, con Microsoft Paint non riuscivi a fare cose così, e sembra scritta così. Può piacere o meno, l'ha disegnata lo stesso artista, vi dico la verità, questa è la situazione di base. Io in un paio di minuti levo la scritta quella là, già così è bella, è elegante. Ci sono un po' di opzioni che mi veniva da dire, ma veramente il mio gusto, non sto dicendo la mia è meglio e la sua è peggio, assolutamente. Magari ai più giovani piace quello stile lì. Ricordiamo per esempio l'operazione che fece la Juventus con Pharrell Williams, bruttissima quella maglia, però a livello internazionale un artista di quello spessore fa la maglia brutta, piace, a volte il brutto piace. Ci sono varie, il Golir non ha anche lui, un po' come il Napoli con la scritta, non ha un font definito che rappresenta il suo brand. Ne ho trovati vari in rete, come per esempio questo, che è una scritta praticamente molto semplice, quasi il font Impact, che però ha nella L la sua sagoma, la sua silhouette che cade. Poteva essere un'idea, la potevi fare un pochino meno semplice, aggiungendo, vedete, un pochino di... Quelli sono delle linee della sua tag, diciamo, da graffiti artist. Questa poteva essere un'altra soluzione, come questa proprio presa da un suo box. Se vai sul suo sito di merchandise, questa dovrebbe essere una scritta fatta da lui. Ecco, già potrebbe avere più senso nella cultura hip hop, ma veramente sono idee mie che lasciano il tempo che trovano. Questa è un'altra scritta che fa il paio con la scritta utilizzata anche sul sito del Napoli. Nada struzzato, volevi scriverlo così, potevi utilizzare il font della Serie A, non so nemmeno se ne hai i diritti, se il Napoli lo poteva fare, oppure simulando sempre un corsivo del genere. Ma questo pure non mi piace, non piacerebbe nemmeno a me. E in ultimo avevo trovato anche una scritta che ricorda di più un graffito, e questa
questa qua, per esempio richiamando i colori del blu del Napoli. Poi è chiaro, ti puoi anche divertire a cambiare colore, la fai rossa così richiami la Lete, è più interessante, il verde che richiama il verde, insomma il giallo, tutto quello che volete voi. Lascia il tempo che trova, questa non è solamente un'idea. L'idea però ve la lancio a fine video perché c'è un'altra cosa bella. Tra l'altro salto di palo in frasca perché abbiamo parlato della giornata di Serie A, la classifica che è sempre corta e che vede il Napoli in questo momento settimo va comunque riaggiornata, perché devono recuperare ovviamente una partita Inter, l'Atalanta, il Bologna, il Napoli, la Fiorentina, la Lazio, il Torino e il Sassuolo. Però in questo, mentre il Napoli sappiamo che deve recuperarla con il Sassuolo, per esempio Fiorentina e Bologna si dovranno scontrare e quindi lì qualcuna potrebbe scappare, potrebbe perdere terreno. Se pareggiano tutte e due stanno sempre tutte e due lì. L'Inter dovrà affrontare l'Atalanta e là l'Inter ci deve dimostrare di essere campione d'Italia già e quindi fermare l'Atalanta, e la Lazio dovrà andare a Torino. Quindi questa dovrà essere l'aggiornamento di quando recupereranno queste partite, per capire un pochino di più quante possibilità effettivamente ha il Napoli con tutte queste squadre. I punti sono pochi, se il Napoli comincia a spaventare un po' gli avversari, che secondo me è importante per finire bene questo girone di ritorno, le possibilità aumentano. Sì. Mi sposto un attimo su Twitter perché ho visto una cosa molto carina, che è questa qua. Nel frattempo mi stava scappando un'altra novità importante. Domani c'è conferenza di De Laurentiis, ce n'è un'altra, e ci fanno sapere che è una conferenza che sarà dove non sono permesse le riprese da parte dei giornalisti presenti, verrà postata poi in differita sul canale YouTube del Napoli, quindi non sappiamo dettagli, non sappiamo se ci sono domande libere, se De Laurentiis farà un altro monologo. C'è un passaggio che mi era anche sfuggito nella conferenza, dove quello gli chiede: ma allora il modulo, prima la domanda sei contento sul mercato, poi il modulo si passa a 3 a 4. De Laurentiis interrompe Mazzarri dicendo non sono cazzi vostri. Penso che anche qualche addetto ai lavori sta cominciando a rizelarsi. Quando mi rizelavo io anni e anni fa, qualcuno mi diceva pure: ma sei un bacchettone, ma che ce ne frega a noi del linguaggio? Poi alla fine, a parte il linguaggio, dice tutte cose giuste. Sul dice tutte cose giuste ne possiamo parlare. Il linguaggio per me non è una scelta, cioè hai una sola possibilità da presidente del Napoli e da presidente di una squadra campione d'Italia, che quindi dovrebbe rappresentare l'Italia nel mondo. Devi essere pulito, devi essere educato e devi pulire il tuo linguaggio, anche perché sei diventato un meme negli anni, a partire da siamo tutti delle merde, sei diventato un meme. E se vedete un video degli autogol oppure tutte le imitazioni, come si imita De Laurentiis? Si imita dicendo parolacce. Questa è l'immagine che dai di noi e non va bene, non la condivido. Quindi aumenta invece di diminuire questo tipo di linguaggio. Qualcuno si sta cominciando a razzelare e presti il fianco all'Italia che ti vuole comunque giudicare in base a dei pregiudizi, e li rinforzi questi pregiudizi. Quindi non mi sembra proprio il caso. Molto meglio invece dare un'immagine di Napoli, di cultura, di musica, che poi possa piacere o meno, ma anche di multiculturalità, perché c'è un bambino, Federico, fan napoletano di 9 anni, sta imparando la lingua georgiana con amore per Kvara, e quindi lui scrive in georgiano, dice: sei una leggenda e lo sarai per sempre. A me viene subito l'idea: il Napoli vada a prendere Federico in limousine e gli regali la maglia di Kvara con scritto 2028, e mentre scrivo questo, quindi l'immagine, no, anche del rinnovo che aspettiamo con ansia per Kvara, più gol fa e più difficile poi sarà trattenerlo. Ecco perché dovresti brindarlo proprio per Vision, anche per guadagnarci di più e non arrivare alle guarattelle che hai dovuto fare con Osimhen. L'idea gratuita che mi viene è che i rinnovi, i nuovi acquisti, invece di fare la solita foto con la stretta di mano, con la penna con il presidente, o con Chiavelli, o con i procuratori, o con Micheli, mi viene quest'idea e la lancio al Napoli gratuitamente: fai la foto con un bambino, con una bambina, con i giovanissimi tifosi che hanno in questi, perché sì, solo la maglia, ma senza gli idoli i tifosi non si affezionano al Napoli, che il Napoli non fa cose che fanno affezionare, fidelizzare nuovi tifosi. Hai un idolo,
benissimo, chiami un bambino, estrai a sorte un bambino, ci sono 1000 modi per farlo, lo fai andare a Castelvolturno o lo fai andare a Roma, alla Firmauro, dove succedono le firme. La stretta di mano con i giocatori si fa con i bambini, cioè con i giovani tifosi. Immagino quella giornata per questo bambino cosa diventa, e questo bambino resta tifoso del Napoli a vita, si innamora di un'idea, di un concetto e lo passa ai propri figli, e questo stai aumentando, e non avrai più paura che il calcio, i giovani tifosi non si affezionano al calcio. Puoi fare qualcosa tu per dare una mano al calcio e per dare una mano alla tua stessa tifoseria. Questa secondo me è un'idea carinissima, poi se capiterà capiterà. In ultimo, visto che siamo in vena di cose, togliendo da mezzo Golier, l'idea di una maglia di cotone che non sia il poliestere che praticamente si suda subito, ma una maglia di cotone semplice, come ci sono le polo e tutte le cose. Guardate come, cioè proprio nella semplicità, e questo lo dico a Valentina, non ci va niente. Oh, questa maglia a 39 scritta SSC Napoli, puoi anche togliere la scritta quella là, lasci solamente la N così, di un'eleganza straordinaria, in bianco, in tutti i colori che vuoi, in bianco, in nero, in grigio, in blu scuro, e che bellezza. Questa dovrebbe essere la prima cosa ad apertura marketing di ogni stagione, non ce ne sono tante, lo puoi fare senza eBay, questo è solamente per te, perché poi sì, fanno parte delle maglie, le maglie senza sponsor non sarebbero nemmeno altrettanto efficaci, ma che eleganza, ci vai, la metti sotto a una giacca, ci vai a suonare, ci vai a fare jogging, ci fai quello che vuoi e puoi andare anche al lavoro. Semplice, bellissima, perché poi a noi basta quella N, anche che c'ha una tradizione, c'ha una storia per noi, quel simbolo, quel logo, che veramente va oltre qualsiasi forma di legame con marchi più o meno importanti, anche senza il baffo della Nike, senza le bande dell'Adidas o il Puma. È bellissima. La butto lì così, Valentina potrà farne quello che vuole. Penso di aver coperto tutte le novità di oggi. Arriva contemporaneamente anche il report dell'allenamento, ci fanno sapere che Meret, Olivera e Zielinski hanno fatto personalizzato in campo, quindi Zielinski si rivede, magari l'affaticamento muscolare era vero, non possiamo nemmeno fare illazioni sotto questo punto di vista. Starà a capire adesso, chissà, non ci saranno più conferenze, non lo possiamo sapere, domani ne sapremo di più quando parlerà De Laurentiis, a capire se Zielinski in una partita di difesa lo vuoi mettere lo stesso, se ha senso per avere un po' di qualità, altrimenti rinunci completamente a giocare, oppure no, se ti convince. Ma questo più per il futuro, perché magari per il Milan si potrà ancora dire che era in recupero ed è meglio far giocare qualcuno che è più pronto. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, vi chiedo dei like finali, fatemi sapere se queste ideucce vi convincono o meno, se vi piace la maglia nicolese, Sanremo, tutto perché Sanremo è Sanremo. Ta ta ta.